Grido d'allarme della Confcooperative di Agrigento. Da ormai un anno non vengono pagate dallo Stato le rette per l'ospitalità concessa ai minori extracomunitari non accompagnati. Una situazione che ha generato la paralisi nel settore, con cooperative fortemente indebitate e ormai quasi collassate. La situazione è davvero drammatica. Da più di 12 mesi le nostre cooperative non ricevono le rette, il pagamento delle rette per i servizi garantiti ai minori stranieri non accompagnati. È un continuo ballo di responsabilità tra i vari enti, tra il Ministero dell'Interno e i rispettivi comuni. I comuni d'altronde non si trovano ad avere la disponibilità finanziaria e quindi chi piange le conseguenze sono le strutture con i relativi operatori e di conseguenza anche i minori stessi. Su questo punto che cosa succederà? Perché è chiaro che le cooperative non si potranno fare ancora a carico per molto tempo. Certo, noi infatti come organizzazione, come Confcooperativa abbiamo presentato un'istanza a tutte le istituzioni, dal Presidente della Repubblica al Presidente della Camera, al Senato, al Ministro dell'Interno, al Ministro del Lavoro, per rappresentare questo gravissimo disagio che stiamo vivendo qua sul nostro territorio e ci auguriamo che al più presto tutti gli enti interessati prendano le dovute, diciamo così, dare le dovute risposte.